insomma, ha suscitato davvero tanto interesse la storia del nonno del bifido, insomma. Sì. E allora Taddeo. io volevo sapere ancora qualcosina sul nonno Taddeo, che è un personaggio che amiamo tutti. Ma che mio nonno, le uno veramente, che te lo vedi, ti dà fiducia, che tu presenti quelle persone anziane che ti dà fiducia, quelle persone, mio nonno ad esempio, i segni del tempo, lui ha sulla pelle, lui ha delle rughe ad esempio sulla fronte fatte dal sole, che lui per cavarsi i capelli se le svida, lui fa così, la festeggiare le nozze d'asfalto, Gigi, settimana scorsa, e vi usò mia nonna, ha 84 anni che era, l'ha detto, era Taddeo. E tu visto che sono andato dal parrucchiere da Marino e il matai che avevi curti mi ha fatto la tinta, ma il matai che avevi curti mi ha detto che coi che avevi curti non paro più una veccia. Lui guarda che fa, è vero, non te pari più una veccia, te pari invece. Lui è così, gli è cane e gatto, tu capisci? Mio nonno, gli è cane e gatto. Mio nonno che fa, e tu senti che ne toccherà pagare l'IMU un'altra volta? Mio nonno che fa, ormai ho messo una croce sopra lui, anche a me, sopra il tetto della casa, così la parna accesa non paghiamo nostra. Gli è così loro, gli è così. Complimenti al nonno Taddeo. Nonno Taddeo, lei è una sagoma, può andare al poligono, veramente, lei è una sagoma.